Benvenuti a Mezzo Lombardo per l'ottava giornata di campionato del campionato Under 15 Eccellenza. Oggi a scontrarsi Rotagliana Basket contro Salzano Basket 03. Gian, un'altra partita qui vicino a me, Gianfranco Anfora. Buonasera al a tutti. Commento tecnico che ci ha lasciato per qualche partita in favore di Mirko Trapin. Oggi torna a commentare con noi questa partita. Rotagliana record 0-6, Salzano record 1-5, le ultime due in classifica. Sì, rispetto alla partita precedente, di fatto ingiocabile. Qui credo che, visto anche il riscaldamento, la squadra avversaria è sicuramente compatta su buoni livelli, però quantomeno non ha le eccellenze fisiche dei precedenti avversari, quindi io credo che appunto sulla base anche dei risultati precedenti potremmo tentare di giocarcela. Bene, speriamo sia tutto vero quello che dice Gianfranco. Noi ci apprestiamo all'inizio della gara, poi Gianfranco ci racconterà un po' anche come va la DR3 in queste prime 3 giornate di campionato, la prossima partita, eccetera, eccetera. Quindi siamo prossimi alla palla 2. Tutto pronto qui a Mezzo Lombardo, starting 5. Do a Gianfranco la lista R di Salzano, io dico Mezzo Lombardo, Mezzo Rotagliana, che parte con Ziller, Carli, Torrisi, Cela e Dalmonego. Mentre gli avversari partono con Camuffo, Ragazzo, Maso, Zuin, e Bianco, se non vado errato. Bene, nel frattempo manovra prolungata di Rotagliana che è poi arrivata con Dalmonego a siglare il primo canestro con fallo, quindi 2 punti subito per Dalmonego e giro in lunetta. Sbaglia il primo, però sul rimbalzo disturba Torrisi, palla ancora da Rotagliano, un buon inizio, come spesso è accaduto in questo campionato. Nessuno vuole andare a battere la rimessa, adesso ci va Leo Torrisi che la passa a Carli, prende il centro, viene chiuso, si gira bene, 100% per ora dal campo, un buon inizio. Ottimo inizio. Manovra adesso Salzano, prende la linea di fondo, scarica fuori, arriva in punta, intasano bene l'area Rotagliana, tiro sul secondo ferro, rimbalzo di Ziller, un po' difficoltoso, riparte Cela, manovra Cela, vede un varco, poi si ferma, Torrisi mette a posto i piedi, spara da 3, non prende il ferro. Comunque un buon tiro. Sì, Leo ha un po' l'anima dell'attaccante quando vede l'arancione del ferro, non se lo fa dire 2 volte. Parte veloce Rotagliana, Dalton assorbe il contatto e ne appoggia altri 2. Un Dalton ispirato in questi primi minuti. Riusciamo un po' a correre il campo, Gian, come spesso accade nei primi minuti. Sì, infatti, iniziamo sempre bene, molto aggressivi in difesa, come vedete. E la partita la giocheremo se riusciremo a tenere questo ritmo tutta la gara. Riparte Dalmonego, intanto è andato a canestro per Salzano il numero 24 Maso. Scusa, mi sono perso il canestro di Dalmonego in penetrazione dal centro, molto bene. Tanto aggiorno un attimo il punteggio, altrimenti girano spesso, prendono magari un lato e poi ribaltano spesso i ragazzi di Salzano. Penetra Carli, gliela tocca, si lamenta per un possibile contatto, non c'è fallo, dice l'arbitro. Intanto siamo già dall'altra, arriva Dalmonego come un tir e porta via tutto, bene così. Se li dovrà conquistare in lunetta i 2 punti. Già i primi cambi per entrambe le squadre. Lascia il campo Torrisi per Civettini.
Un cambio anche per Salzano. Pronto Bertocco sul cubo dei cambi. Probabilmente se non ha cambiato sarà il tiratore, il numero 18 Favaretto, che dovrà lasciare il campo. Vediamo se è così. È proprio così, realizza ed esce Favaretto, entra Bertocco. Tanto punteggio 8-3, 7 minuti e 37 sul cronometro. Partita brillante per ora, con buoni attacchi e buone difese. Adesso c'è la prova da 3, un po' lunga, del secondo ferro, non arriva al rimbalzo Civettini, riparte Salzano con Camuffo, intercetta il passaggio Dal Monego un po' troppo altruista. Peccato. Era un buon contropiede. Un po' troppo altruista, ha provato il passaggio per Carli, l'assist intercettata. Poi c'è stata un'infrazione di piede, penso? Sì, per fortuna sì, palla nostra. Un buon inizio di partita, ritmi alti, partita bella spumeggiante, frizzante. Sì, esatto, anche gli avversari sembra che si basino molto sulla difesa aggressiva e contropiede, quindi credo che tutta la partita sarà a ritmi altissimi, come al solito. Un po' tutte le squadre difendono altissime, provano intercetti, anticipi, pressing sul portatore di palla fin dalla metà campo avversaria, quindi... D'altronde in questi campionati giovanili è giusto che sia così. Finché c'è benzina. Esatto. Bene. Sì, un Dal Monego ispirato con 6 punti già. Sì, esatto. La sua velocità può essere un'arma importante in questa partita, perché gli avversari forse quel tipo di caratteristica non ce l'hanno completamente. Sì, magari sono un po' più strutturati fisicamente, quindi leggermente Esatto. fanno un po' di più fatica a tenere un esplosivo scatto di Dal Monego sotto canestro. Adesso vediamo rimessa, Cela per Civettini, Ziller lavora in post, va a prendersi un fallo, molto fiscale, non lasciano troppo spazio ai contatti, fischiano subito l'irregolarità gli arbitri, si lamenta un po' il giocatore di Salzano però. Va bene provarci sempre, anche per caricare dei falli gli avversari. Va bene così perché restiamo in attacco, Dal Monego la prende in mezzo a tutti e altri due punti per lui. Bel movimento di Dal Monego che si è fatto trovare solo sotto canestro e non ha sbagliato. Su uno schema di rimessa. C'è il rimbalzo, porta palla veloce, ha perso l'attimo del passaggio per Carli, la scarica su Dal Monego. Dal Monego prova a prendere il centro dell'area, la scarica su Carli, prova a entrare in velocità, gliela toccano, perde la palla Carli, riparte con Bertocco Salzano, una virata, rimbalzo di Ziller, Civettini su a Carli, gliela tocca ancora Bertocco, no, mi sono sbagliato, Camuffo, gliela tocca in fallo di fondo, si riparte con una rimessa dal fondo per Rotagliana. Vediamo se ripetiamo lo schema della rimessa precedente. Si fa trovare Carli, non in una posizione così interessante, brutto passaggio di Carli che la dà di fatto a un avversario, imposta Ragazzo che scarica su Camuffo che prende il fondo, il passaggio era anche buono, forse un filo alto, scivola dalle mani del suo compagno di squadra, va in fallo di fondo, pericolosa rimessa di Dal Monego per Carli che va fino in fondo, scarica su Dal Monego da 3. Buon tiro. Penetrazione e scarico. Mette benissimo. 3 Dal Monego. Intanto passano i minuti. Intanto una buona azione di Salzano che libera sotto canestro Bianco e non sbaglia i 2 punti.
rischioso passaggio di Ziller per Dalmonico, che riesce a andare via al suo avversario, ne mette altri due. Dalmonico implacabile in questo primo quarto. On fire Andrea. Rimaniamo sul più 10. Importante mantenere il vantaggio, ovviamente, perché una volta si è agganciato Dalmonico, poi sbaglia il canestro, l'appoggio da sotto un po' corto il numero Favaretto, la tocca a Carli, la butta fuori. Adesso cambi per coach Magnocavallo, esce Stiller, entra Torrisi, esce Dalmonico e entra Nuresi. Si riparte con una rimessa dal fondo per Salzano col numero 18 Favaretto, che trova anche lui libero un compagno, però la palla rimbalza sul ferro ed esce. Intanto imposta Nuresi, che la cede a Torrisi, che arriva un pelo corto col tiro. Siamo già dall'altra. Favaretto viene spinto fuori dal campo da Pietro Civettini. Sì, un fallo forse che si poteva evitare, perché ormai l'avversario era abbastanza chiuso sotto canestro. Si arrivava in corsa Civettini, forse non è riuscito a controllare il corpo, infatti. e è frenato un po' addosso all'avversario. Si riparte con una rimessa dal fondo. E il numero 16 Bianco riesce ad andare fino in fondo. Fallo intanto su Pietro Civettini. Diversi errori da una parte e dall'altra, soprattutto causati dalle difese molto aggressive ed alte. Sì, sempre mani addosso ovunque. E intanto si scalda, si prepara sul cubo dei cambi Anfora. Mette centimetri Magnocavallo. Esce Carli, entra Anfora. Sostanzialmente non cambia nulla tatticamente. Corto anche Cela, riparte Favaretto che la lancia lunga, sbaglia, prende il rimbalzo, poi perde palla in una morsa di giocatori rottagliani in mezzo all'area. Bene così, bisogna essere molto intensi in difesa. Civettini per Cela, ci ha pensato ma non ha visto il bersaglio grosso. Fuori per Anfora, la gira per Torrisi, prova ad andare dentro, ancora corto Torrisi col suo sinistro. Cela prova a prendere il rimbalzo, mette le mani un po' ovunque, poi parte Favaretto, lo tiene bene Torrisi, scarica fuori per Ragazzo che prova a penetrare. Favaretto da 3, parzialino Salzano 5-0, si prepara per Enthaler. Intanto Nuresi non ci sta e chiude il parziale. Buono. Sempre attaccare il ferro dal centro sembra una buona opzione. Sì, è riuscita, non si sono chiusi in tempo i ragazzi di Salzano. Nuresi ha trovato lo spazio. Cella intanto usa le maniere forti su Camuffo, gli dà una manata. Rimessa, la tocca per Enthaler, poi parte inseguito da due di Salzano che gli rubano la palla. Palleggia un po' alto, poi in difficoltà adesso Rottagliana, c'è una mischia furibonda sotto canestro, esce Ragazzo, prova da 2, si riporta sotto Salzano, 17-12, 2 minuti. Riparte Salzano con Gasparini, Ragazzo, particolarmente ispirato in questo finale di quarto. Poi per Bianco che viene stoppato da Torrisi, riparte Civettini per Enthaler. Nuresi, gli franano addosso ma è tutto regolare, prova il tiro, non entra.
rimbalzo di Salzano, adesso fasi un po' confuse, Gian. Piuttosto confuse, sì. Non si costruisce un canestro, si va su e giù come i pazzi e si vede quello che succede. Rimessa per Salzano, entra De Pretto intanto per Anfora, consigli da parte di Magnocavallo per il suo lungo. Da 3, indisturbato, la mette Favareto, chiama time out Magnocavallo. Abbiamo dilapidato tutto il nostro tesoretto di 10 punti e adesso siamo tornati a 17-15, più 2 Rotagliana, 2 minuti e 10 sul cronometro. Gian? Sì, la squadra ospite nelle ultime azioni ha fatto girare bene la palla e ha trovato delle conclusioni dalla distanza pulite, quindi a buona percentuale le ha messe, insomma questo ha fatto la differenza in questa fase della partita, ma l'importante è non scoraggiarsi, siamo ancora lì, siamo in testa noi. La partita è lunga ovviamente, peccato perché erano 10 punti di distanza. Adesso sono solo 2 in pochi minuti, 2 minuti e 10 sul cronometro. Allora Gian, come va la tua squadra? È una squadra, abbiamo 2 vittorie e una sconfitta, per noi è un campionato completamente nuovo, abbiamo un paio di ragazzi che hanno esperienze precedenti in senior, quindi mi sembra che siamo in crescita, stiamo facendo il nostro percorso. Ho visto qualche partita, dalla prima alla seconda mi è sembrato già un buon miglioramento di atteggiamento e di capire il gioco proprio un po' diverso rispetto magari a quello che erano abituati i ragazzi a giocare. Sì, esatto. Ora ci sarà un test importante lunedì contro una delle squadre favorite del girone e vediamo un po' come riusciamo. E in più abbiamo una buona notizia, dovrebbe essere tesserabile Ayub Tizzi. Esatto, l'ultimo tassello della nostra squadra, un giocatore per noi importante, quindi speriamo bene. Intanto è ricominciata qui a mezzo lombardo, azione che l'ha toccata a tutti, non è arrivato a destinazione del pallone, Civettini si lancia, si mola sul parquet, commette fallo, non controlla il corpo come si suol dire in questi casi. È franato un po' addosso all'avversario senza in realtà colpirlo veramente con forza. L'intenzione era positiva, purtroppo però. Esce un contrariato Nuresi, non soddisfatto si vede della prestazione che ha messo in campo, ma c'è tutto il tempo per rifarsi. Parte Gasparini, abbiamo esaurito il bonus, quindi subisce fallo. Va in 5 falli per Rotagliana, 3 per Salzano, 1 minuto e 48, 17-12. Può riacciuffare la partita ora Salzano con Gasparini. Mette il primo. Magnocavallo rimette dal Monego che si è un po' spenta la luce da quando è uscito lui. Sbaglia il secondo, però prende il rimbalzo il suo compagno. De Pretto non riesce a raccogliere la palla. Fasi un po' confuse. Frenez contiene in qualche maniera, poi sbagliano. 3 su di lui, c'è un vantaggio. Non lo sfrutta però Frenez perché rallenta l'azione, così rientrano tutti. Si prova Torrisi, non riesce, fa su il rimbalzo per Enthaler con molta caparbietà. Civettini prende il centro. 5 sul cronometro dei 24, Frenez prova ad andare dentro, deve tirare. Finiscono i 24, esultano gli avversari. Giustamente. Grande difesa della squadra di Salzano. Peccato perché era un'azione iniziata con un 5 contro 3, sì, esatto. Un 5 contro 2 addirittura, un 4 contro 2. In questi casi si poteva sfruttare meglio. Bisogna sfruttarlo meglio, attaccare il centro del campo. Andare dritti al bersaglio grosso. Sì. Intanto cambi per Magnocavallo, esce per Enthaler e Civettini, entrano Carli dal Monego. Attacca Salzano con il numero 16, fa su il rimbalzo Torrisi, parte Frenez,
la dà Carli, in qualche maniera arriva a destinazione, fuori per Torrisi che la prova da 3, non riesce a prendere il rimbalzo De Preto, riparte Camuffo, perde la maniglia, la prende Frenes, la butta via purtroppo, o gliela toccano. Adesso ha più energia Salzano, infatti arriva al sorpasso in finale di quarto, un vero peccato. Salzano sta sfruttando i vantaggi e noi invece non lo stiamo facendo nella maniera più opportuna. Abbiamo perso qualche palla sanguinosa nonostante appunto una situazione di transizione con un vantaggio. Sì, è un po' un peccato perdere una palla su una transizione. Tantissima energia dei ragazzi di Salzano, ma De Preto finta e appoggia 2 e ci rimette in pista per questo primo quarto. Bravo De Preto, penso sia il suo secondo canestro in Under 15 Eccellenza, quindi siamo contenti per lui. Sì, buon canestro anche per la nostra fiducia per ritornare avanti alla fine del quarto. Non so se hai visto quanto è aumentato l'intensità di Salzano nel finale di quarto rispetto all'inizio. All'inizio sembrava che fossero qua in gita, Sì. Alla fine erano in 3 che stavano saltando sopra la testa di De Preto. Sì. Raddoppi continui, addirittura a volte difesa triplicata. Sì, ho visto che triplicano anche sulla rimessa nostra, rischiando parecchio ovviamente, però se poi saliamo al piccolo trotto ci mangiano il vantaggio in un attimo. Però l'idea di rotazioni un pochino più ampie probabilmente porterà i suoi frutti, perché forse riusciremo ad arrivare alla fine della gara meno in affanno. Diciamo, questa credo che sia la strategia e la speranza per questa partita. Sì, certo, non è che possono giocare in 40 minuti, anche perché se l'intensità che vuole mettere sul parquet è questa, bisognerà adeguarsi per non sopperire. Dobbiamo avere un po' di più voglia, secondo me, i ragazzi devono mettere in campo un po' di più di voglia, come l'azione che ho visto prima di Salzano in difesa, che in 3 sono andati a saltare, magari tatticamente discutibile, ma a livello di voglia molto interessante, e credo che ci manchi un po' questo passaggio a noi dei nostri ragazzi, un po' di più di fame. Sì, forse è un po' quello, e anche un po' di lucidità nei momenti in cui si passa dalla corsa a dover ragionare un attimo e leggere l'azione. Si torna in campo per questo secondo quarto. Chi finisce inizia per coach Magnocavallo e coach Davoglio. Quindi Carli, Dalmonego, Cela, Torrisi e Frenes. Per Salzano invece abbiamo Ragazzo, Gasparini, il capitano, poi c'è Rossi e il numero 11 è Zuin. E il 18 Favaretto. Tira giù il rimbalzo Carli, intanto scarica il passaggio, un po' di malinteso, gli chiede cos'è successo. Dalmonego pensava ci fosse dietro un altro, se non fosse per lui il passaggio, l'ha mezzo toccato. Però l'idea della rimessa alta veloce per partire in contropiede è quella giusta. Manovra Ragazzo, difende Dalmonego, Favaretto per prende il rimbalzo, tocca dal Frenes, la dà Cela, parte Frenes veloce, manovra,
Dal Monego gliela tocca, gli tocca il braccio probabilmente. Fallo. Prende subito fallo Dal Monego. Stava cercando di portarsela avanti in tutti i modi dietro la schiena. Riparte Dal Monego. Prova un difficile passaggio per Carli che non arriva a destinazione. Lancia un missile Ragazzo che anche il suo va oltre la linea di fondo. Un po' di imprecisione in questo inizio quarto. Errori da una parte e dall'altra. Bisognerebbe sfruttarli. Sì. Riparte Rotagliana, Torrisi per Frenez che supera il centrocampo. Frenez per Dal Monego. Cela vede uno spazio, fa una virata. Non riusciamo a fare un canestrino entrando centralmente, ne ha provati 2 volte Torrisi. Tiro contestato. Intanto Torrisi per Carli che non si sa come sia, cosa sia successo lì davanti perché c'eravamo di schiena. Fatto sta che gli rubano la palla a Salzano, siamo già dall'altra parte, sbagliano anche loro. Dal Monego incespicano nell'avversario. 0-0 dopo quasi 2 minuti. 8 minuti e 19 sul cronometro, 0-0 nel quarto. Non arriva a destinazione il pallone in post su Carli. Ragazzo prova da 2, Frenez non riesce a fermarla, la toccano, la prende Carli. Dal Monego, vediamo se riesce a sbloccare lui questo quarto. Si pensa Dal Monego. E ferma il gioco Salzano, credo. Sì, certo. Molto contrariato per il contropiede subito il coach Bonivento Stefano, che non ha gradito il canestro di Dal Monego. E ferma subito il gioco. Magari andiamo a vedere un po' i tabellini anche di questa partita. Tanto non ci sono altre partite in contemporanea, oggi inizieranno alle 17 Victoria Basket Nutribullet Treviso e Orange One contro Bancania Padova. Vediamo un po' il tabellino di questa partita. Abbiamo un Dal Monego che è già a 15 punti e poi 2 punti per Nuresi, De Pretto e Carli, mentre per Salzano i punti sono 9 per Favaretto, 2 per Maso, 4 per Bianco e 2 per Ragazzo e 1 per Gasparini. Un po' più distribuiti, diciamo. Esatto. Pronti a riprendere il gioco. Rivediamo in campo Ziller al posto di Torrisi. Il vecchio quintetto base dell'Under 14 dello scorso anno di Magno Cavallo, che tante gioie ha regalato. Intanto pressione di Nuresi sulla rimessa che costringe a una rimessa sul tabellone quasi. Manovra Ragazzo, scarica per Bertocco, poi Maso non riesce a girarsi e la palla scivola fuori anche per una buona difesa di Rotagliana. Parte Dal Monego. Attenzione a questi raddoppi. Bravi Raddoppiato, ad uscire, escono bravi. bene. Ziller per Dal Monego. Cerca il varco Nuresi. Ziller. Dal Monego si mette i piedi a posto e ne mette altri 3. Si porta a 18 Dal Monego. Intanto si scalda anche il pubblico. Prende bene il fondo, prende bene la linea di fondo Maso e 2 esce Ziller, molto aggressivi. Carli prova ad andare via. Sfortunato, però a rimbalzo c'è Ziller che libera bene Cela, che sfortunato rimbalza sul ferro, Peccato, va sulla struttura. Era un Speravo buon che cadesse tiro. dentro. Preso bene, sì.
Intanto 24-20, 6-53 sul cronometro. Bella partita. Nuresi accompagna l'avversario, poi viene ravvisata l'infrazione per una spinta laterale non consentita. Riparte Salzano dal bordo campo. Ragazzo. Non riesce a contenerlo Ziller, non riesce a contenere Bertocco che riesce ad andare a canestro da sotto. Manovra, adesso hanno alzato un po', hanno abbassato un po' la difesa dal Monego. Dal Monego è implacabile oggi. Implacabile, veramente. Percentuali altissime. Una carambola la dà, l'arbitro la dà a... Sì, vista bene da qui dall'alto. La dà a Salzano. L'aveva data inizialmente a Rotagliana, ma credo che sia giusto. Sì, l'avevo visto, però forse Io ho visto il tocco giusto. di Cela da Giusto, qua, giusto. perciò credo che abbia fatto bene a girare la Il tifo chiamata. a volte inganna. Gli scarica un missile fortissimo. Intanto prova a tenere difesa Carli. Scadono i 24. Nuresi in posta. Se la sente, la spara. Boom! Aggiorno il punteggio, altrimenti vi perdete qualcosa. Siamo 29-23, virata, canestro con fallo di Maso. Ottima giocata. Sì, non è la prima volta. È già forse terza, quarta virata in palleggio che ci mette in difficoltà. Vedo, ci sono state un paio di squadre che la virata la fanno molto spesso. È un colpo che piace. Sì, è fondamentale da sfruttare. 5.34 sul cronometro. Maso in lunetta per vediamo se riuscirà a completare il gioco da 3. Rimbalza su tutti e due i ferri ed esce, la prende Cela che parte veloce, la scarica su dal Monego che la spara, questa volta non entra, il secondo ferro gli dice di no. Poi riparte sempre Maso per Ragazzo, la porta su, fa una viratina a centrocampo, poi dentro per Maso in post che prova a prendere il centro dell'area, la scarica fuori, esce Cela, secondo ferro, taglia fuori di Carli, zampata di Nuresi e si vediamo dall'altra parte. Cela in post, buon gioco, non arriva su Carli, si ferma sul ferro e riparte Salzano. Tanto Ragazzo per Maso, poi ancora per Ragazzo che la mette da 3. Troppo spazio per questo tiro. Si riavvicina a Salzano, 29-27, 4 minuti e 33 sul cronometro. La porta su Nuresi che fa una finta, va dentro, ne appoggia 2. Forse c'era anche un tocco dalla mimica, mi sembrava. L'arbitro lì vicino non ha ravvisato l'infrazione, si riparte. Maso prende posizione, però rimbalzo lungo. Dobbiamo stare più attenti. Facilita Favaretto che poi dal Monego si perde il pallone, parziale 4-0. E la partita torna in parità, adesso non dobbiamo correre questi errori. Stiller per Carli, buon contropiede, bisogna giocare così e fargli pagare quando il pressing non va a buon fine. Certo. Non ho più voce Gian perché la partita è veramente È frenetica, intensa. veramente, Sì. sì. Intanto bella giocata di... Intanto parte Nuresi, un errore. No, peccato, gliela tirata nei piedi. Peccato. Intanto 2 cambi per Magnocavallo, esce Cela e Ziller, entra Civettini e Torrisi. 33-31, 3-26 sul cronometro, 2 falli a 1. Aggiorno anche i falli.
attacca Salzano, prende il fondo, la fa girare prova ad andare dentro. Bianco sembrava non ci arrivasse su, invece subisce un altro fallo dal Monego, in valutazione sarà molto alto, credo. Altissimo. Si riparte con la palla dal fondo, 2 falli a 2. Guardiamo bene la rimessa, di solito ci portano qualcosa di positivo. Carli si fa vedere, prende palla. Torrisi si è un po' inceppato il giro palla. Torrisi prova rimbalza, gliela toccano con i piedi però regolarmente. Parte veloce Salzano. Gli salta addosso il numero 15 Bertocco con i piedi piantati per terra di Carli. Mi dice il cameraman Yuri sfondamento. Sì, bisogna imparare a prendere lo sfondamento. Forse Jacopo avrebbe potuto essere più plateale. Esatto, Invece si ha avuto un po' di paura, si è protetto e quindi l'arbitro si è ingannato. Probabilmente. Intanto prova la penetrazione, rischia un po' Civettini. Dalton è già in fondo, Nuresi si fa vedere. Ha pensato al tiro Mattia, poi la ridà fuori ad Almonego, riprende il centro che è affollatissimo, gliela sradica di mano il numero 12 Camuffo che adesso è dall'altra, circumnaviga, la toccano in 3 però arriva allo stesso a destinazione. Bertocco credo che abbia fatto passi anche. Per fortuna la palla torna a noi. Time out italiana. Un po' di confusione e la palla esce. Perfetto equilibrio finora sul campo. 33 pari. Partita molto molto interessante ed intensa. 33 pari e 2-2. Cioè 2-2 i falli, scusate. 1,57 sul cronometro, 2 time out a testa. Cioè, quindi non può essere più pari di così in questo momento il tabellino della partita. Intanto dal Monego, mi è restato in testa dal Monego perché l'ho detto tante volte visto il numero importante di canestri. Tanto Magno Cavallo dà le indicazioni ai suoi, così come coach Bonivento si è arrabbiato tantissimo sul primo canestro di Dalmonego. Si teneva lo 0-0 nel quarto e poi non altissimo punteggio la partita, però le due squadre in campionato hanno una media più o meno di 60 punti entrambe. Quindi più o meno siamo in media. Sì, direi che siamo nelle corde delle due formazioni. Si riparte dal fondo per Rotagliana. Anche corretta la partita, pochi falli, poche interruzioni, sta andando via abbastanza bene. 38 minuti di gioco dall'inizio della partita e sta per finire il secondo quarto. Intanto Nuresi porta su palla, la cede a Torrisi che la dà a Carli che prova ad andare dentro veloce. Sfortunato, rimbalza 3 volte sul ferro e esce. Intanto dall'altra parte non ha miglior sorte, però riesce a prendere il favaretto, il rimbalzo, tocca la struttura. Nuresi aveva fatto sul rimbalzo, comunque gli torna la palla in mano dal fondo per Dalton. Imposta Nuresi che porta sulla palla. La dà a Carli che prova a prendere il centro, poi la cede a Civettini che dalla mid range prova a colpire Salzano, scheggia il ferro e riparte Salzano. In punta la prende Camuffo che punta Dalton, virata balla sul ferro, poi la scarica fuori, mette i piedi a posto, Bertocco anche salta sul ferro, poi di nuovo è un tiro al bersaglio
E alla fine Favaretto, questo non deve succedere. gli abbiamo concesso 3 extra possessi e alla fine sono riusciti a far canestro. Si porta avanti. Si porta avanti Salzano, ma Civettini era da 3, Gian? No, 2. Da 2. La riporta in pareggio, prova l'anticipo dal Monego. Anticipa Carli, che la dà dal Monego, che è un po' come metterla in cassaforte con un rendimento del 20% in questa partita. Intanto siamo già dall'altra, fai qualcosa Pietro. E il fallo può anche andare bene. 5 secondi sul cronometro, manda in lunetta Bertocco, Pietro Civettini. Direi che può andare bene così, Gian. Sì, era un canestro fatto. Sì. Adesso dovrà portarsi a casa i 2 punti. Il terzo fallo però di Pietro. Sì, purtroppo è il terzo, però se doveva spenderne uno, secondo me questo è stato un buon fallo speso. Certo. Vediamo se Bertocco. Direi che il fallo è stato speso bene. Adesso non bisogna fargli prendere il rimbalzo, ovviamente, perché sennò tutto il lavoro è stato vano. 5 secondi sul cronometro. Rimbalzo di Torrisi, che la dà a Nuresi, è un buon tiratore. Vediamo se... Sfortunatissimo. Peccato. Lo ha nelle corde un tiro così. Bravo Mattia. Finisce sul +2 il secondo quarto. E meritata pausa anche per i telecronisti. Gian, ci vediamo fra 10 minuti. Grazie a tutti, a tra poco. Questo era per i telecronisti, o mi sbaglio? Basta portarsi una sedia. Serio? Ma dici che ha raffreddore? No, ho garato ieri. Ciao Veri. Si è spaventata.
Bene, siamo pronti per riprendere il gioco. Qui a Mezzolombardo, 37-35. Si comincia con Dal Monego. Intanto siamo felicissimi che tra il nostro pubblico c'è il signor Vico Di Mestre. Gian, lo salutiamo? Sì, tanti saluti, veramente è un piacere essere collegati anche con lui. Bene, dopo aver salutato il signor Vico, che so che è un nostro affezionato, torniamo alla diretta. Dal Monego sbaglia penso il primo canestro. Parte forte Salzano, prova a uscire Torrisi, in qualche maniera riesce, Dal Monego accelera, la dà Carli, Torrisi, rimbalzo sulla punta del piede credo, perché ha fatto un rimbalzo strano la palla, poi Nuresi la passa a Cela che non riesce a controllarla, esce dal campo, rimessa per Salzano. Buona penetrazione di Ragazzo che Bravo, dal da laterale, sinistra. assorbendo un contatto ai limiti del regolamento, riesce a depositare in fondo alla retina 2 punti e portare in parità la partita. Super difesa di Ragazzo che strappa a Cela il pallone, poi si muovono in un francobollo e depositano altri 2 punti. Attenzione, lucidità adesso. Momento cruciale della partita, direi, Gianfranco. Sì, hanno alzato la difesa e quindi Cela buono. si riprende quello che gli hanno tolto, canestro e fallo, si carica coi compagni. Ci voleva per non subire un break pesante. Torna a 39-39 la partita, Cela in lunetta, può rimettere la testa avanti Rotagliana. Sfortunato, balla su entrambi i ferri, poi esce, rimbalzo di Salzano che riparte con Ragazzo che la cede a Bianco. Torna nelle mani di Ragazzo che prova a prendere il fondo, fa una finta. Viene ravvisato il fallo di Nuresi che sembrava abbastanza fermo. Sembrava fermo, infatti. Aveva i piedi per terra, però tant'è. Sembrava anche a me. Si riparte dal fondo, non era in azione da tiro. E anche questo non ho capito bene questa azione, ma comunque si riparte con una rimessa di Salzano che la cede a Favaretto che perde un po' la maniglia, la passa. Fasi concitate. Nuresi non ci sta, la vuole quella palla, si è un po' arrabbiato, va bene così, bisogna arrabbiarsi anche, bisogna caricarsi, Certo. bisogna strapparle, gira il possesso, c'era pochissimo sul 24, però tocca il ferro, si riciclano il cronometro. Tira giù il rimbalzo Torrisi, non riesce a girarla a Nuresi, però la palla viene toccata da Favaretto, riparte Rotagliana, Nuresi per Cela, aggressivissimi, anche fallo direi, gli si è appoggiato Cela, finta, va dentro, sfortunato, non riesce il rimbalzo Dalton, riparte Salzano. Cela rientra, Nuresi ragiona, bene, bravo Mattia, la passa a Andrea Cela che la dà Dal Monego, Purtroppo mette il tallone fuori, il piede sulla linea. guarda dove aveva i piedi Dal Monego, da qua Piede si è sulla visto linea. abbastanza nettamente, l'arbitro ha fatto bene a fischiare. Intanto gliela ruba, gliela tira nei piedi, fallo di piede ravvisato, direi che non era fallo di piede perché gliel'ha tirato addosso, ma comunque va bene così. Il fallo di piede è sempre interpretabile. Dal Monego per Cela, Cela va dentro, subisce fallo, 2 tiri. 2 tiri per lui.
39 pari, 7 minuti e 10 da giocare. Le due squadre sono entrate molto aggressive sul parquet, Gian. Sono rimaste entrambe a lungo negli spogliatoi e evidentemente gli allenatori hanno impostato il secondo tempo con grande aggressività. Intanto mette il primo Cela. Rimette la testa avanti Rotagliana, fallo di Torrisi che sperava in una persa di Salzano, rimane un po' stupito della chiamata arbitrale e Magnocavallo lo fa accomodare in panchina, entra Ziller e entra anche Frenes a lasciargli il posto Nuresi. Si riparte con la rimessa da parte di Salzano. Imposta Gasparini. Bianco, Gasparini da 3, lunga, Carli la smanaccia, Cela la prende, parte veloce, non vuole fermarsi Cela, subisce un altro fallo, adesso vendemmia falli Andrea, ha capito che si sente bene, se la sente entra deciso al ferro. Certo, attaccare forte il ferro, giusto così. Qualcosa di buono esce sempre fuori. Quando è in velocità fa bene a provare a entrare, anche perché al manco si porta a casa un giro in lunetta. 39, 46, 43 sul cronometro. Mette il primo Andrea. No, non so come ha fatto a uscire, era dentro, sfortunato Cela in questa giocata. Direi che abbiamo superato un momento che poteva essere molto difficile per la partita, sì, esatto. Siamo riusciti a uscirne un po' bene. Tanto tira giù un buon rimbalzo Stiller, la dà a Frenes che si prende una manata. Cela, Stiller, Carli, bella azione di Rotagliana che riesce a arrivare in maniera abbastanza pulita al canestro. Camuffo intanto taglia a metà l'area e la scarica per Favaretto che non può far altro che far canestro. Bisogna intasare un po' di più l'area. Sì, attenzione ad aiutare sul lato debole. Anticipato Carli in maniera abbastanza facile da Camuffo. Dall'altro Maso pensa a cosa fare, gliela toccano, però arriva lo stesso Camuffo che trova un facile appoggio per Maso che trova di nuovo il canestro e impatta di nuovo la partita 43-43. Riparte Frenes che la cede a Cela. Cela se la sente da 3. Secondo ferro, nessuno rimbalzo, riparte Salzano con Favaretto. Camuffo prende il centro un po' lunga. Favaretto a vita facile, porta avanti Salzano più 2. 2 canestri che non dovrebbero, non sarebbero da subire. Si potevano evitare con un tagliafuori un pochino più aggressivo. Stiller per Cela, per Carli. Carli accusa spallata plateale del numero 24. Maso ha sicuramente esagerato nel gesto. Nella mia squadra di R3 ogni sfondamento preso è una pizza offerta. Non capiamo le proteste. Però ha proprio abbassato la spalla su Cela, chiarissimo, senza alcun e l'ha dubbio. spazzato via, Senza quindi credo che non ci sia tanto da discutere. La partita si sta animando intanto, Gian. Il risultato così oscillante da una parte all'altra scalda gli animi, tutti
ci tengono. Intanto Frenez se la sente, tira giù il rimbalzo Camuffo, poi imposta Ragazzo, Maso, Ragazzo da 3, Ferro, tira giù il rimbalzo Stiller, viene un po' trattenuto, Cela, dal Monego, torna in pareggio la partita, 45-45, la grafica era sbagliata prima, quindi Cela tira giù il rimbalzo, la cede a Frenez che spinge fuori Frenez, non viene ravvisato l'infrazione. Il numero 24 Maso, abbastanza aggressivo fisicamente, fa valere il suo fisico. Imposta il numero 15 Bertocco che scarica fuori per Ragazzo, prende il centro e riesce a trovare il fondo della retina. Torna avanti Salzano, 47-45. Frenez, Cela. Gian, come la vedi questa fase? Siamo ancora in equilibrio, però vedo gli avversari che stanno alzando un po' il ritmo e il livello. E quindi è un momento decisivo della partita. Bisogna tenere adesso per arrivare fino in fondo punto a punto. Per Buon fortuna. fallo subito da Cela. Il 24 secondo me farebbe meglio farsi un giro in panchina, altrimenti probabilmente non finisce il quarto molto se continua nervoso, così. sì. Deve controllare un po' i nervi, va bene mettersi tanta aggressività, però bisogna fare attenzione. Non so che fallo sia, infatti il coach mi ascolta e toglie il numero 24 Maso in favore del numero 18 Favaretto. Tanto contromossa di Magnocavallo che prepara Carli nel cubo dei cambi. Cela, incredibile, sembra Per la seconda volta. sembra che entra e qualcuno gliela spinge fuori. Urlano Rimba Bertocco i tifosi. Intanto riparte Ragazzo, velocissimo. Dalton prova a allungare la mano. Un po' scoperti, va dentro. Stiller ci mette tutto il corpo che può. Trova un buon canestro. Tanto più 4 Salzano. Torrisi in punta. Ferro fuori, rimbalzo di Salzano, bisogna tornare veloci. Prova dal lato di... Per fortuna gli avversari commettono degli errori, delle imprecisioni, in questo caso una palla persa per passi che ci permettono di avere possibilità di rientrare velocemente in partita. Esce Cela, entra Carli, riparte con la rimessa Frenez che la cede dal Monego per Frenez. Torrisi, Frenez ha un po' di spazio, la spara, non prende il ferro, la tira giù con il Zuin, il rimbalzo, riparte Ragazzo veloce, poi Camuffo per Ragazzo che ha un po' di difficoltà a controllare, Favaretto prende il fondo, bella giocata di Favaretto che la cede a Zuin. Bravi, un bel taglio in mezzo all'area. No, queste cose non devono succedere No. perché in questi momenti non possiamo fare queste perse. Bisogna rimanere lucidi, rimanere in partita, Adesso siamo sotto di 6. lottare su ogni pallone. Buona circolazione dei ragazzi, rischia tantissimo Torrisi, poi la dà a Carl. Infrazione di passi di Torrisi. Peccato.
Peccato perché Era un bel giro palla. l'avevamo mossa, era stata mossa bene dai ragazzi la palla sul perimetro. Intanto torna pronto a entrare Nuresi, chiede il cambio Magnocavallo, vediamo se lo ascoltano. Ah, c'è un arbitro che si deve allacciare la scarpa. Esce Torrisi, entra Nuresi. Giochiamo con 3 piccoli, diciamo, 3 palleggiatori e 2, chiamiamoli lunghi. Intanto Ragazzo per Favaretto, Ragazzo ancora, Zuin fuori misura, prende il rimbalzo Carli, la cede a Frenes, Ziller, Carli, lo travolgono, Ziller ripaga della stessa moneta, vai Giulio, la dà a Frenes che gli porta via il braccio, mi sembrava. Adesso gli arbitri non stanno fischiando più nulla. No, però bisogna essere più duri su queste conclusioni, proteggere il corpo e il pallone e andare su per prendere un Bisogna fallo. adattarsi al metro arbitrale, sì, da una sì. parte e dall'altra i fischi sono un po' più radi rispetto all'inizio e quindi bisogna giocare un po' più duro, non farsi... Intanto si mettono a zona i ragazzi di Salzano. Carli prova a penetrare, lo prendono in 3, si lamenta Carli, dice come fanno a giocare così, credo che bisogna ripagare della stessa moneta. Ziller è fermo, gli fischiano fallo, adesso questo potrebbe essere... A me sembrava passi, poi chiaramente gli arbitri vedono meglio di noi siamo anche un po' tifosi, però mi sembrava infrazione di passi. Mi sembra che c'erano E un paio... infatti penso che è stata ravvisata. è stata ravvisata. Fasi un po' nervose della partita, anche gli animi qua in tribuna iniziano a scaldarsi. La posta in palio è sempre Ziller, sfortunato, non gli riesce il gioco da 3, buona conclusione. Ormai in aria è una lotta greco-romana. Ah sì, una tonnara, come si suol dire. Si legna come i fabbri, senza esclusione di colpi. Mi sembra che Salzano si adatti un po' di più al metro di libertà. Sì, forse hanno anche una struttura fisica un po' più Andando, adatta di noi. gli riesce un po' più facile aumentare l'intensità fisica. Intanto Ziller fa un 0 su 2 che ci servivano questi punticini. Sì. Riparte Ragazzo. Dopo sono bravissimi a raddoppiare e triplicare. Favaretto, Ziller, Favaretto, non tocca il ferro. Una scelta un po' strana. 6 secondi sul cronometro, Infatti... 45-51, non si segna da un po', Gian. Sì. Ultima occasione, 3 secondi. Sanguinosa palla persa, avevamo Non capisco cosa è successo, scusa. Ha fischiato doppia a Valerio Frenez. Ah, non avevo visto la doppia, una persa che proprio non ci voleva con 6 secondi sul cronometro. La mette fuori, Carli lo tocca e lo accompagna fuori il numero 16 Favaretto. Solo un secondo sul cronometro. No, scusa, il numero 16 è Bianco. Tirare. Si gira Mattia, un po' fuori misura, di più era impossibile. Si lamenta Nuresi per un fallo, gli arbitri lo redarguiscono, forse potrebbero anche ascoltare un po' di più i ragazzi e dialogare. Siamo sotto di 6, ma 10 minuti sono un'eternità, quindi è tutto da giocare. Peccato è andato un po' via Salzano, pur negli ultimi minuti il punteggio è stato in ghiacciaia, nessuno ha fatto canestro. Un po' sfortunato anche Cela con quei liberi che sono entrati e non si sa come hanno fatto a uscire.
Sì, abbiamo avuto qualche occasione per andare un po' più sotto col punteggio, qualche tiro libero appunto, ma ci sta. Bravi anche gli avversari. Sì, diciamo, sono riusciti a interpretare un po' meglio la libertà concessa dagli arbitri e quindi a colpire un po' più forte, andare un po' più duri nei contrasti, e questo ovviamente ha un po' spiazzato Rotagliana e ha un po' avvantaggiato Salzano, che ovviamente l'adattamento l'ha portata a vincere questo quarto 16-8, mentre gli altri due erano stati vinti da Rotagliana per 19-18 e 18-17. 8 punti in un quarto, un po' pochini. Pochini, sì, parecchi errori. Dobbiamo salire di intensità, di livello, e poi forse anche un pochino più di entusiasmo. Vedo gli avversari che a ogni canestro esultano, anche dalla panchina. Forse sì, abbiamo bisogno anche noi di un pochino più di gruppo. un po' di più di voglia di vincerla sta partita da parte di tutti, chi è in panchina, chi è in campo. Si riparte, ultimo quarto. Tutto pronto. Riparte con Cella Nuresi Stiller, Carli dal Monego, Salzano ripropone Zuin, Bianco, Favaretto, Camuffo e Ragazzo. Si riparte dal lato con Nuresi che la cede a Dal Monego. Dal Monego buca le mani di Ziller e si riparte con una persa abbastanza banale. Non può succedere, peccato. Imposta Camuffo che la cede a Zuin. Ragazzo, Zuin, la prova da 2. Nuresi, Ziller, Nuresi, Ziller, Tira. piedi a posto, la prova da 3, il secondo ferro gli dice di no, rimbalzo di Favaretto, di Bianco. Favaretto adesso porta sulla palla Camuffo, Favaretto, eccolo qua, finta, mette giù prima il piede, poi il palleggio. Sì. Infrazione di passi ravvisata Chiarissimo dagli arbitri. 9 minuti e 9, 45-53. Si è un po' allargato il divario. Stiller, Nuresi, Cela prende il rimbalzo, gli mettono le mani tra le braccia, non credo, si lamenta un po' Andrea, ma ormai il metro è questo, quindi o ci adattiamo, o Rotagliana si adatta o verrà spazzata via. Per il possesso alternato riparte Salzano, va Camuffo, la prende Ragazzo, la spara dal mid range e fa male. Adesso sbagliano poco gli ospiti. Carli, Stiller, intercettata da Camuffo. Guarda il cronometro, Cela, 8:30 sul cronometro, 45-55, siamo scivolati a meno 10. Non sappiamo cosa sia il problema. Cela, Carli prova ad andare dentro, fuori dal Monego che la prova da 3, terza tripla che non va a segno. Cela poteva forse tirarla un po' più lontana. Abbiamo regalato un canestro agli avversari.
Adesso va dentro Ziller, viene stoppato. Ziller la riprende, non deve assolutamente mollare quella palla. Contesa, palla nostra. Dai ragazzi! È l'ora di suonare la carica perché qua la partita sta sfuggendo di mano. Serve un canestro. Carli. Anche questa volta non viene ravvisato l'infrazione. Un po' un peccato che la partita stia andando via a manate. Però tant'è. Anche questo mi sembrava un po' oltre il consentito. Finalmente un fallo. Penso che non si segnava un fallo da un quarto d'ora. Eh sì, era 0-0 il falli. 2 minuti e mezzo di una partita estremamente fisica, non hanno ravvisato falli, quantomeno anomalo, è un gran controllo del corpo dei ragazzi. Ziller la cede a Cela, dentro a Carli, la prende dal Monego, viene ravvisato il fuori. Esce Dalton, entra Torrisi. Un po' stremato Andrea purtroppo, ma grande partita. Riparte con Bianco Salzano, ragazzo in posta. Torrisi la recupera, la cede a Nuresi che prova ad andare dentro, che la dà a Carli, non riesce a prenderla Carli. Riparte il numero 12 Camuffo per Ragazzo. Mi sembrava anche passi di Ragazzo, francamente. Qua non si capisce cosa sia successo. Riparte Ziller per Cela, non riusciamo a far canestro ormai da 3 minuti e mezzo. Fallo su Cela di Ragazzo. 6 minuti e 49 sul cronometro. 50... Abbiamo assolutamente bisogno di sbloccarci e tentare il recupero. 45-47, bisogna... Entra intanto Gasperini per Ragazzo. C'è un po' sfuggita fra la fine del terzo e la fine del... Intanto Nuresi, Carli, Cela, Lunga. Tocca al ferro, intanto imposta, buona difesa di Cela, intanto anche noi iniziamo a dar manate, taglia fuori di Carli, gli arriva addosso come un treno Gasperini, non viene ravvisato l'infrazione, Ziller passa alla centrocampo, la cede a Cela, Nuresi, Torrisi, da 3, la mette Torrisi. Finalmente! Dai che non è finita. Buona circolazione, bisogna alzare i colpi in difesa. Carli. Intanto Bertocco, persa, Ziller per Cela. Vanno su. Torrisi. Fallo del numero 12 Camuffo. Tanto siamo 3 falli a 0. Sì, forse questo è un aspetto da cercare di sfruttare in questi ultimi sì, quasi non sarà quello che ci salverà, bisogna far canestri. Bisogna far canestri, grande difesa. Intanto Torrisi si aiuta col ferro, questa volta entra 5-0 di Torrisi. Suona la carica, dai, difesa ragazzi. Intanto la prova da 3, Favaretto. Da 2. Nuresi si fa sentire sotto canestro, lo scaraventano a terra, speriamo non si sia fatto male. Rimane a terra Mattia, viene rimesso in piedi da Zuin. Sembra tutto ok e recupera Sembra che un possa... buon fallo. No, mi sa che non ce la fa a proseguire.
A sto punto la caviglia, credo. Non sì. ci voleva. Peccato. Non ci voleva. Peccato per Mattia. Speriamo sia un male che faccia male adesso e non sia nulla di grave. Però lo vedo molto dolorante. Probabilmente ha messo male il piede nella caduta. Prende il suo posto dal Monego in lunetta. 5:15 sul cronometro, -9 Rotagliana. Sbaglia il primo Dalton. Vediamo se il secondo avrà miglior sorte. Giù il secondo, -8. Sembra che i ragazzi abbiano energia, non li vedo arrendevoli nel sì. movimento del corpo, nel linguaggio del corpo. provando. Dal Monego, Zuin prova a rubargliela, scarica dentro per Favaretto. Bella giocata di Salzano che si riporta su di 10. Carli, Torrisi, Carli prova ad andare dentro, scarica per Dalton. Torrisi, Stiller. No, sfortunatissimo Stiller in questa occasione, meritava miglior sorte, riparte Camuffo, anche un po' di sfortuna già. Sì, questo sì direi. Torrisi prova l'anticipo, Zuin, scusate era Camuffo, la recupera Carli, parte veloce dal Monego. Lo portano, lo scaraventano per terra, l'arbitro non ravvisa infrazioni. Intanto Gasperini, Zuin, Camuffo, prende il centro, prende, adesso fallo subito da Ziller. E si va a Zuin. tirare. È in bonus Salzano, 5 pali a 0. Anche questo dato è un po' anomalo se vuoi. Gian, però direi che l'intensità di Salzano l'ha alzata tantissimo, noi forse non ci siamo adeguati di conseguenza. Poi fanno circolare la palla in questa fase un pochino meglio di noi e quindi prendono tiri buoni, con rimbalzi su anche tiri sbagliati. Mette il primo Stiller. (54-61), 3:53 da giocare. Si aspetta un bel finale, Gian. Sì. Sfortunato, siamo un po' sfortunati su questi liberi. Intanto Jacopo Carli difende su Ragazzo che scarica su Zuin che spinge un po' su Cela, poi pesca il jolly dal mazzo. Questo è un canestro che fa male. Questo è un jolly, direi, Questo è un perché è un jolly. canestro difficilissimo in allontanamento. Sì, alla media Bravo lui. distanza, bravo, certo. 3 minuti e 37 sul cronometro, 54-63, -9. Non riusciamo a avere un parziale che ci riporti sotto per giocarci l'ultimo minuto con un risultato credibile. Però non per è la finita, vittoria. non è finita, quindi Ci vorrebbe 2 minuti di follia da parte di Salzano e un paio di un paio di minuti di bombe. bombe da parte nostra e che torniamo sotto. Vediamo, tutto è L'ho possibile. visto nel basket. ancora Certo. nella finale a Pesaro contro l'Azzurra, c'è stato in 2 minuti siamo rientrati di 10 punti. In 2 minuti, neanche un minuto, a dire la verità, c'è stato uno sbandamento completo della difesa avversaria con una bomba e il solito Dalton a mettere canestri come non ci fosse un domani. Intanto il tabellone dice 54-63, 3:37 da giocare. Salzano in bonus, Rotagliana 0 falli, potrebbe essere un fattore anche questo, qualche falletto possiamo spenderlo per in questi 3 minuti e mezzo.
Tentare il tutto per tutto in difesa. Ci vuole un po' di malizia anche. Certo. Interrompere le loro ripartenze in modo da poterci schierare senza dover correre come i pazzi potrebbe anche essere una buona... Peccato non avere a disposizione Mattia. Dal Monego per Ziller. Torrisi scivola, Ziller mette i piedi a posto, se la sente, peccato. Poteva essere la prima che ci portava in partita, non è andata così. Alle volte le cose non vanno come vorremmo. Riparte Salzano, un po' portata perché ha fatto un'accelerata di 5 passi con la palla in mano. Cela viene un po' spazzato via, Zuin trova il fondo della retina. Tecnico a Andrea Cela. Non ho visto perché stavo aggiornando il risultato. Sì, penso per proteste. Per... ...54-65 il punteggio. Mette anche il libero aggiuntivo. Si parte con la... non si sa chi deve fare la rimessa. Rotagliano. Non capisco perché ha preso il tecnico Cela, francamente. Credo per qualcosa che ha detto agli arbitri, non l'abbiamo sentito da qui chiaramente. Non ho visto nessuna cosa plateale, probabilmente ha esagerato verbalmente. Si lamenta adesso del... Effettivamente gli è andato addosso, gli ha fatto perdere la palla e gli ha fischiato, non ha fischiato nulla. Sembra un po'... certe cose sono abbastanza evidenti, non capisco. Intanto Cela si rifà mettendo un bel canestro dal mid range, torniamo a meno 10, porta sulla palla il ragazzo, la cede a Maso. Dal Monego prova a rapinarlo, non riesce. Da 2 Favaretto, Ziller per Carli. Sfortunato, oggi non è la sua giornata. Dal Monego, Carli si riprova, scarica fuori per Cela, Torrisi prende il centro, l'appoggia comoda in fondo alla retina. 2 minuti e 2 sul cronometro. Favaretto per Zuin che va sotto canestro, si gira un po' corta. Torrisi se la fa rubare di mano, deposita. Si lamenta ancora Capitan Cela, dice com'è possibile che ce l'ho in mano e me la rubino. Però l'arbitro c'è dice un po' di nostra ingenuità in questo. Perplesso anche Davoglio che si chiede chiarimenti. Sì, sarebbe molto facile evitare queste discussioni quando ci sono i contatti sotto canestro, si fischia fallo come fanno un po' tutti, anche quando non c'è. Intanto buone notizie, Nuresi torna in campo, vuol dire che sta bene. Speriamo si sia... Torrisi prova a ridargliela mentre Mattia aveva fatto un salto per tenerla in campo. 1 minuto e 39 sul cronometro, 70-58, meno 12, un po' sfiduciati adesso i ragazzi, questa persa era meglio una tripla che una persa. Chiama time out Magnocavallo? Sì, credo di sì. La situazione chiaramente è abbastanza compromessa, però bisogna sempre provarci. Aggiorniamo anche la grafica perché intanto il punteggio è di 58-70.
per Salzano. 1 minuto e 39, 12 punti, sempre più dura. Sì, è durissima. Anche perché non è cambiato sostanzialmente il divario, anzi forse è aumentato da prima. Sì, l'inerzia è sempre in mano loro, quindi Non riusciamo a far aumentare i giri del motore, ci sentiamo un po' di frustrazione. Sta entrando nei ragazzi quando il contatto fa perdere palla e non riusciamo a gestirla come vorremmo, quindi c'è un sentimento di questo tipo. Vediamo come finirà questa partita. Si scalda il pubblico degli ospiti. Imposta ragazzo, Nuresi, Cela, Nuresi in qualche maniera la tiene in campo. Per l'ennesima volta Gasperini arriva come un treno portando via tutto quello che incontra sulla sua strada. Cela non riesce a concretizzare il gioco da 3 e quindi dovrà guadagnarsi 2 punti in lunetta. Speriamo non ci sia qualcuno che gliela butta fuori come prima. una manina misteriosa. Ovviamente non c'è nessuno che butta fuori le palle dal canestro, però prima era dentro e con una serie di tocchi sul ferro è uscita. Intanto mette il primo. Mette anche il secondo, stavolta li mette puliti così non c'è da discutere col ferro. Fallo di Torrisi che cerca di contenere Maso. È l'ora di spenderli. 1 minuto e 19 sul cronometro, 60-70. Dai che ci crediamo. Nuresi e non abbiamo visto cosa è successo. Un fallo sì, fischiato a forse 10 metri da... a palla. Fallo a palla lontana, io guardavo cosa succedeva qua, non ho visto. Forse fallo in mezzo all'area di Andrea Dal Monego. No, ma non hanno segnalato il fallo al tavolo? Cosa? Quasi un po' confuse, non sanno neanche, nessuno ha capito cosa è successo. Non vedo perché si debba tirare, infatti. Dal fondo, però non hanno segnalato il fallo. Ah, l'82 mi dice Yuri. Dal Monego in mezzo all'area, allora non capivo. Zuin fa valere tutta la sua fisicità. Nuresi per Cela, per Torrisi. Bella azione. Cela, Torrisi su. Bravo Maso. Cela. Dal Monego. Torrisi, la prova da 3, scheggia il ferro, esce, peccato. La partita sfugge 35 secondi da giocare, 62-74. Non sarebbe male finire sotto i 10 punti di scarto, Gian. Certo. Cosa succede? Giocare fino in fondo. Sembra che siano d'accordo anche i ragazzi qua in campo. Dal Monego, l'arpiona, la dà Cela. Sfortunato Carli, prova a prendere il rimbalzo, non riesce, peccato. Cela fa fallo. Buon fallo perché non siamo in bonus. Intanto cambia Salzano. «20 secondi sul cronometro, palla in mano Salzano». Torrisi prova a prenderla. Ha fatto campo. Non è stato ravvisato.
non capisco, cioè sono cose abbastanza semplici da vedere, a dir la verità, o non ha visto che era... Sicuramente non l'ha visto, non c'è altra spiegazione. Perché il campo è quando hai possesso, quindi la toccata di Torrisi è ininfluente alla fine del passaggio della linea. Quindi poi mi sono perso cosa è successo, la palla di chi sarà la rimessa? Gian? Nostra. Rimessa Quindi nostra. ultimo possesso per Rotagliana, 14-1 sul cronometro, 62-74, non cambierà di certo chi si porterà a casa la vittoria, però magari finire sotto i 10 punti di scarto, Sì, o anche 10 punti, bisogna sempre giocare, sempre. potrebbe essere importante per un processo di crescita della Certo. squadra. A me non piacciono mai le partite in cui nell'ultima azione si congela il pallone. Secondo me bisogna sempre giocare. Ma credo di sì, che penso che il time out di Magno Cavallo non sia per dire palleggiate, tenetela in mano, ma sia per allenare la squadra, come si dice, a un possesso che speriamo in futuro possa essere anche decisivo. Intanto torna in campo i ragazzi di Salzano, torna in campo Rotagliana, non ci sono cambi. Si riparte nella metacampo avversaria d'attacco, dal Monego alla rimessa. Vediamo cosa ha disegnato coach Magno Cavallo. Esatto, osserviamo qualche taglio e blocco. Nuresi sul ferro, Carli gli salta sulla schiena. Penso che era voluto mandarli in lunetta per fermare il tempo e provare a giocare un altro possesso. Credo, perché il fallo è stato abbastanza Sì. volontario. Vediamo cosa farà Ragazzo. Ragazzo Lorenzo in lunetta. Bella partita di Ragazzo. Ci ha fatto... È stato sempre un pericolo in attacco col suo movimento, la sua dinamicità. Sbaglia intanto il primo, sbaglia anche il secondo, rimbalzo di Carli che la cede ad Almonego. Torrisi, Nuresi, Cela, Tirare. gli muore la palla in mano a Capitan Cela, finisce 62-74. Meno 12, un passettino l'abbiamo visto, Gian? Sì, è la partita in cui siamo andati più vicino, non dico alla vittoria, ma quantomeno a giocarla fino in fondo. Quindi spero che sia un buon segnale per una crescita che pure sembra esserci. Chiaramente complimenti agli avversari che hanno fatto un'ottima gara. Ma speriamo che insomma questi segnali poi si concretizzino in una delle prossime gare per una prima vittoria sì, nel Salzano campionato. ovviamente era là in fondo alla classifica assieme a noi, ma come ti dicevo aveva affrontato squadre forse di un livello superiore a quelle che abbiamo affrontato noi, quindi magari qualche vittoria in più nel futuro del campionato la farà. E intanto noi rimandiamo la festa a sabato prossimo. Ci proviamo. Direi che da Mezzo Lombardo è tutto. Rotagliana, Salzano 0-3, 62-74 per Salzano. Finisce anche l'ottava giornata di campionato. Un saluto a tutti da Carli Filippo. Grazie a tutti per l'attenzione.